da Sicilia 24 i titoli del telegiornale. Catania senza luce e acqua. Abbiamo raccolto la rabbia di centinaia di abitanti del quartiere Montepo, ancora preda dei disservizi. Siamo costretti, hanno detto, a vivere come profughi. Il sindaco di Catania Trantino a Sicilia 24 focus. Enel ha promesso imminente ripristino. Dal governo si preparano misure di aiuto. Si pensa allo slittamento degli oneri tributari. La replica della trasmissione in prima serata su Telecolor. Sono circoscritti e sotto controllo i rovini a Palermo. Dalla regione fondi straordinari per spegnere le fiamme che covano nella discarica di Bello Lampo. L'arcivescovo di Palermo Corrado Lorefice duro sull'emergenza incendi. È colpa della politica, ha detto. Sarebbero dolosi 6 incendi su 10, piromani spesso legati alla criminalità locale per fini speculativi. Secondo Coldiretti si calcolano in 200 milioni di euro i danni all'agricoltura. Le emergenze in Sicilia spaventano i turisti, gli albergatori registrano il 40% di rinunce. Calcio, secondo giorno di ritiro per il Palermo a Pinzolo, soddisfatto il presidente Mirri, stiamo lavorando bene. Ancora ben trovati a Catania, ancora quartieri senza luce e acqua. Noi siamo andati oggi a Montepo, dove la situazione è davvero desolante. È andata Emanuela Corsi. Siamo senza acqua, naturalmente niente acqua va da bere, a parte questo tutto, per lavarci, per tenere le cose un po' fresche, siamo esattamente stile profughi. Profughi è il termine utilizzato da questa residente di via P3 nel quartiere catanese di Montepo, dove centinaia di persone da domenica scorsa vivono senza luce. Qualcuno per alcune ore è rimasto anche senza acqua. Abbiamo telefonato all'Enel e non hanno detto ora la mandiamo, ma niente. Io sono andata a prendere le bottigliette alla fontanella per farmi la doccia. Le temperature torride dei giorni scorsi hanno reso tutto più complicato. Questa è la prima notte che siamo riusciti a riposare, ci dicono. Oggi ci sono state temperature stanotte un po' migliori, ma sappiamo che abbiamo avuto 50 gradi, 2 bambini, a terra, non dormire. Sono tanti gli anziani che vivono in questo quartiere. Molti sono al quarto piano di questi palazzi. Senza citofoni né campanelli, si teme per la loro salute. Non funziona la luce. Possibilmente saranno anche morti a casa qualcuno. E nessuno sa niente, nessuno che si è degnato di informarsi di queste povere persone. Tanti anziani non vogliono lasciare le proprie abitazioni. Questa signora viene tutti i giorni da Acicatena per assistere la madre. Vengo tutti i giorni qui da mia mamma che ha 80 anni perché sono preoccupata, perché ha da domenica che è senza luce, giustamente non c'ha niente né frigo completamente perché non si può tenere niente. A nulla valgono le segnalazioni all'Enel, nessuno dà risposte e interviene. La disperazione è tanta. E ancora oggi, chiamando l'Enel, chiamando qualcuno, dice che non risulta neanche che c'è un guasto. È un quartiere purtroppo questo dimenticato. La situazione è gravissima. Guardi, io a questo punto devo solamente pensare che ci vogliono fare morire. E l'emergenza blackout mette a dura prova i comuni del Catanese, da un lato i cittadini che chiedono risposte immediate, dall'altro i gestori di luce e acqua che non riescono a garantire i servizi. Nelle chat che vi mostriamo in anteprima, tutto il disagio dei sindaci. Luca Ciliberti. Quelli che vi stiamo mostrando sono alcuni contenuti di una chat riservata di WhatsApp della quale fanno parte i sindaci dei comuni catanesi interessati dall'emergenza blackout, acqua e luce. Nella stessa chat sono inseriti anche i responsabili dei gestori idrici e i tecnici dell'Enel, la prefettura e i responsabili della protezione civile. Nelle intenzioni la chat avrebbe dovuto snellire le comunicazioni tra tutti i soggetti interessati per velocizzare gli interventi su ogni singola criticità sul territorio. Di fatto la chat si è trasformata in pochissimo tempo in uno sfogatoio dove i sindaci vengono rimbalzati dal gestore dell'energia, ma i ritardi negli interventi costringono i comuni a fronteggiare un'emergenza che gli sfugge di mano. Ho 2 quartieri con distacco da oltre 60 ore, stanno venendo al comune a protestare, scrive il sindaco Corsaro di Mister Bianco. È impensabile lasciare la gente senza corrente elettrica. Noi per questo abbiamo denunciato la distribuzione, ma non è finita qui. Quando passerà il momento della crisi, noi assolutamente pretendiamo che sia il governo che la governance di distribuzione insieme ai comuni decida e presto il miglioramento delle infrastrutture elettriche. Ho
mezza città senza energia elettrica, commenta ancora uno dei sindaci. Le persone si aggrappano ai sindaci, a tutti noi, per sapere cosa sta succedendo e cosa si prevede per il ripristino. Non siamo stati in grado di dare nessuna informazione. Chiaro che la popolazione sta vivendo momenti di esasperazione, per noi sindaci non è facile continuare a prestare assistenza ai nostri concittadini, per cui l'appello che noi rivolgiamo è quello di cercare di, nel più breve tempo possibile, ripristinare queste forniture, perché davvero viviamo momenti critici ed emergenziali. I cittadini sono esasperati, si rivolgono al sindaco, ma anche noi siamo esasperati. All'interno di una chat che coinvolge tutti i sindaci della provincia di Catania lanciamo gridi d'allarme, ma è una situazione davvero difficile. Però ci siamo e proviamo a fare la nostra parte. Una situazione decisamente sfuggita di mano che in alcuni casi ha portato i sindaci ad avviare azioni legali contro l'Enel. La preoccupazione di tutti però riguarda il futuro. Se i gestori non adegueranno gli impianti idrici, al primo distacco i comuni saranno nuovamente senza acqua. Sindaci di frontiera, dunque, tra questi certamente il sindaco di Catania, Enrico Trantino, ospite oggi di Sicilia 24 Focus su Telecolor, ha affrontato il tema della grave emergenza catanese sulla mancanza di luce e acqua, partendo proprio dalle cause del blackout. Sentiamo. Per quanto riguarda l'Enel, le cause stanno emergendo. Erano cause che già facevano parte di un preciso protocollo operativo dell'Enel che individuava nel possibile scioglimento dei giunti per effetto dell'aumento delle temperature la causa di questi disservizi che oggi stiamo constatando. Ci saremmo attesi, proprio in ragione della conoscenza del fenomeno, che intervenissero con più tempestività. Adesso i disservizi riguardano 3-4 mila cittadini rispetto ai 30 mila che abbiamo toccato di picco, ma io penso e mi metto nella pelle di ciascuno di questi 3-4 mila ed è una condizione intollerabile. La situazione si dovrebbe risolvere. Guardi, io non voglio essere ottimista, ma avevano detto all'1:30, mi hanno detto è possibile entro 3 ore. Però non è neanche corretto che la gente viva con questo punto interrogativo sulle spalle. Da un lato è vero che c'è un indennizzo automatico a chi abbia subito il distacco dell'energia per più di 8 ore, ma dall'altro è vero che non ci si può accontentare del solo indennizzo. Nel momento in cui dovessero maturare ipotesi di responsabilità, è chiaro che a questo punto il tipo di riflessione giuridica cambia. Io ho parlato col vice ministro Reo qualche minuto prima di arrivare in trasmissione, il vice ministro delle finanze, che mi ha detto che certamente slitteranno gli obblighi giuridici e quindi tributari che scadono il 31 luglio. Per la Sicilia ci sarà un mese di proroga probabilmente, dopodiché si aspetta che il governo si pronunci sullo stato di emergenza. Intanto Distribuzione comunica di avere rafforzato la propria task force nell'area di Catania grazie all'arrivo di nuove 150 risorse, portando a un totale di circa 600 tecnici che stanno operando ininterrottamente sul territorio per ripristinare il servizio. Dato il calo delle temperature, si prevede la progressiva rialimentazione della quasi totalità delle utenze. Fondi straordinari per spegnere le fiamme che covano sotto i rifiuti nella quarta vasca della discarica di Bellolampo. Li ha stanziati la Regione. Gli incendi intanto sono ormai tutti circoscritti, anche se non ancora del tutto spenti in tutta l'isola, ma le conseguenze mostreranno i loro effetti a lungo. Sentiamo Manlio Viola. 1 milione di euro dalla Regione per l'emergenza incendio a Bellolampo è la risposta alla richiesta di aiuto lanciata dal sindaco Roberto Lagalla. Nella discarica le fiamme sono spente ma continuano a covare sotto i rifiuti nella parte bassa della quarta vasca. Questo impedisce l'accesso anche alla terza vasca e dunque lo smaltimento dei rifiuti. La raccolta non si è mai fermata, ma mentre la differenziata viene conferita regolarmente, la parte indifferenziata non può essere smaltita. Si cerca di soffocare il fuoco con grandi quantità di terra che viene gettata sopra i cumuli abbancati, operazioni lunghe e costose, da qui la risposta del presidente Schifani alla richiesta d'aiuto del sindaco Lagalla. Intanto scemano gli altri incendi, circoscritto quello di Altavilla, ripristinata la viabilità in zona Borgetto Partinico Monreale, in via di soluzione anche gli incendi attivi di questa mattina nel Messinese. In visita alla chiesa di Santa Maria di Gesù, colpita da uno degli incendi, invece l'arcivescovo di Palermo Corrado Lorefice ha lanciato il suo grido di dolore a nome della comunità ecclesiastica. Quello che è accaduto
accaduto in questi giorni è l'esito ultimo di decenni di decisioni, di scelte, di gesti, di omissioni, è colpa della politica, ha detto. La chiesa è stata semidistrutta dalle fiamme, andate perse opere d'arte e reliquie come il corpo di San Benedetto il Moro, copatrono di Palermo insieme a Santa Rosalia. Il caldo ha un po' mollato la presa, ma non arretrano invece i disagi aeroportuali. A Palermo nuova aria condizionata disponibile solo dal 15 agosto, mentre dal 1 di agosto, per limitare il caos, sarà vietato l'ingresso nell'area gate dell'aerostazione fino a 2 ore prima del volo. E il presidente della regione Renato Schifani, così come aveva fatto prima di lui l'assessore al turismo Elvira Mata, lancia adesso un appello ai turisti. Venite in Sicilia, dice, l'emergenza è superata. E sarebbero dolosi 6 incendi su 10. Secondo Coldiretti si calcolano tra l'altro in 200 milioni di euro i danni all'agricoltura. Ma chi sono i piromani? L'identikit nel servizio di Orazio Longo. Sarebbero dolosi ben 6 incendi su 10 e ci vorranno 10.000 euro all'ettaro fra spese immediate e di lungo termine per la ricostruzione. 15 anni il tempo previsto per ripristinare ciò che è andato bruciato. A dirlo è la Coldiretti, che rimarca le stime della Protezione Civile siciliana, secondo cui sono oltre 60 milioni i danni causati in 2 giorni dai roghi. A questi bisogna aggiungere gli oltre 200 milioni di euro quantificati dagli ispettorati provinciali dell'agricoltura. Insomma, un danno enorme che è ancora solo provvisorio. Il governo Schifani ha dichiarato lo stato di crisi e richiesto al governo nazionale il riconoscimento dello stato di emergenza. Secondo il report del Corpo Forestale sono stati quasi 350 i roghi in Sicilia in 48 ore. Ma qual è l'identikit del piromane? Secondo gli esperti e dall'analisi delle persone già denunciate dal Corpo Forestale si passa dal pazzo al criminale. C'è chi appicca il fuoco per sadico divertimento o per ripicca, chi per cosciente scelta economica o di malavita. Metti la truffa a un'assicurazione che poi dovrà pagare i danni. Per il ministro Musumeci non è una novità che in molte regioni gli incendi sono determinati dalla criminalità locale, spesso per fini speculativi. Ma c'è anche chi semplicemente per incuria non provvede allo sfalcio dei prati, lasciando l'erba alta pericolosamente infiammabile, o chi per leggerezza lancia una sigaretta accesa che trova terreno fertile per provocare un incendio. C'è chi poi, dando fuoco a terreni per ripulirli, non riesce a governare il rogo. Le temperature oltre i 40 gradi, il vento e l'assenza di precipitazioni fanno il resto. Indagano magistratura e forze dell'ordine. Intanto il governo, che con la premier Meloni ha ribadito la necessità di organizzare un piano di prevenzione che non sia però nella logica degli interventi frammentati, ha chiesto all'Europa un potenziamento della flotta europea dei Canadair. Adesso andiamo nell'Ennese, dove i carabinieri della stazione di Barra Franca hanno arrestato un uomo di 79 anni che avrebbe appiccato un vasto incendio che ha distrutto 30 ettari di uliveti nelle campagne in provincia appunto di Enna. Il piromane è stato fermato in flagranza di reato. L'uomo, subito dopo aver appiccato l'incendio, portato negli uffici della caserma, ha tentato di corrompere un militare offrendogli del denaro e invitandolo a desistere nel proseguire l'indagine. Noi adesso ci fermiamo, una pausa e torniamo tra poco. Seconda parte di Sicilia 24, tra disdette e disagi la stagione turistica in Sicilia vive un momento davvero difficile. Le stime del fenomeno, la stima da parte degli albergatori nel servizio di Giusy Lazzara. Turismo, una risorsa per la Sicilia che sta vivendo la crisi nera delle disdette e rinunce dei vacanzieri. Sono 35 milioni i turisti che hanno deciso di partire quest'anno e il 90% ha scelto di restare in Italia. La Sicilia, in ripresa con presenze record negli ultimi mesi, adesso rischia di trovarsi indietro. In queste ore le agenzie di viaggio riprogrammano gli itinerari dei turisti allarmati per la situazione di aeroporti e disagi dovuti al caldo record. Intanto gli albergatori di tutta la Sicilia lanciano l'allarme. Siamo tra il 35 e il 40% di disdette sugli incoming da qui alle prossime 2 settimane. C'è una piccola parte di questi che ovviamente prolunga il soggiorno perché non ha delle informazioni chiare sui voli di rientro o sul metodo o sul vettore che utilizzeranno per rientrare sostanzialmente nelle loro case. A Taormina, una delle mete più richieste, la situazione è ancora più pesante. Siamo ad agosto, in poche parole, noi viviamo di turismo e avere un 50% di cancellazioni a ridosso della settimana di Ferragosto le lascio immaginare quanto è drammatica la riprogrammazione.
Si corre ai ripari e si cerca di tamponare le perdite. Il Ministero del Turismo ha proposto al Consiglio dei Ministri uno stanziamento da 10 milioni di euro per risarcire i turisti a partire dal giorno dell'incendio dell'aeroporto di Catania. Arriva anche l'appello dell'assessore regionale del turismo Elvira Amata. La Sicilia è ferita, ma adesso l'emergenza incendi è superata e le vacanze per i turisti possono continuare in totale sicurezza. Fontana Rossa, in arrivo 2 consulenti della Procura che avranno il compito di ricostruire le origini del rogo che dal 16 luglio scorso ha paralizzato lo scalo e verificare possibili ritardi o omissioni nell'ambito dell'indagine. Sul tavolo dei magistrati intanto è arrivata la prima relazione dei Vigili del Fuoco, secondo cui le fiamme sarebbero partite dal cavo di una stampante utilizzata nel box delle agenzie di autonoleggio. I periti dovranno verificare anche se la procedura di emergenza è stata rispettata, come ha più volte ribadito l'amministratore della SAC, Nino Torrisi. Arrestato il 17enne licatese che lo scorso 2 luglio avrebbe accoltellato davanti a uno stabilimento balneare di Licata un concittadino 22enne. L'accusa è tentato omicidio aggravato e porto ingiustificato di coltello. Il giovane è stato portato all'Istituto Penale Minorile di Palermo. Le indagini della polizia hanno permesso di accertare che la lite sarebbe scaturita per futili motivi. E adesso andiamo a Palermo. Nessun blackout all'origine della morte della donna di Palermo ritrovata all'interno dell'ascensore di uno stabile. La donna si sarebbe sentita male, colta dal panico, avrebbe aperto le porte dell'ascensore. Marco Gullà. Si sarebbe sentita male in ascensore e colta dal panico avrebbe tentato di aprire le porte bloccandolo tra 2 piani. Non ci sarebbe stato nessun blackout, quindi dietro lo stop dell'ascensore, all'interno del quale ieri è stata trovata morta Francesca Marchione, la donna di 61 anni deceduta a Palermo. Solo dopo ore i condomini del palazzo di Via Oreto in cui la donna abitava hanno dato l'allarme. Sulla vicenda sta indagando la procura di Palermo. Alcuni condomini già questa mattina assicuravano che ieri non ci sono stati blackout, ma nella zona ci sono stati diversi esercizi commerciali chiusi proprio per mancanza di corrente elettrica. Ieri abbiamo chiamato l'assistenza per l'ascensore che era guasto e nel modo di aprire si sono resi conto che c'era la nostra vicina di casa priva di vita. La donna, che viveva sola in casa, come ogni mattina stava uscendo, ma questa volta la sua quotidianità si è spezzata tra 2 piani dello stabile. La signora conduceva una vita piuttosto riservata, viveva al 7° piano del palazzo, in quella che un tempo era l'abitazione riservata al portiere dello stabile. L'Etna sta offrendo in questi giorni uno spettacolo decisamente affascinante con i suoi magici anelli di fumo, cerchi quasi perfetti, lo vedete in queste immagini che fuoriescono dal cratere centrale, che stanno incantando turisti appassionati, suscitando curiosità per questa forma incredibilmente precisa. Gli anelli sono originati dal nuovo cratere formatosi all'interno del cratere sommitale Bocca Nuova. Foto e video del fenomeno sono diventati virali sul web. Adesso ci fermiamo, una pausa e torniamo con il calcio, esattamente con il ritiro del Palermo. Secondo giorno di ritiro per il Palermo a Pinzolo, rosanero che sono sulla fase 2 della preparazione. Soddisfatto il presidente Mirri, Marco Gullà. Il Palermo torna a faticare in ritiro per la seconda fase di preparazione. Questa mattina a Pinzolo seduta tattica per la formazione rosanero che ha lavorato in 2 gruppi separati. Eugenio Corini lavorerà principalmente sulla parte tecnica, spingendo sul 4-3-3, modulo prediletto dal tecnico rosanero. In ritiro blitz anche del presidente Mirri. Ci sono delle condizioni eccellenti per lavorare, sia a Ronzone che qui. Quindi da questo punto di vista i ragazzi stanno bene, mi sembra, ho parlato con loro, con Eugenio, quindi mi sembra tutto bene, soprattutto si inizia un percorso che tra qualche tempo ci porterà pure a Torretta a proseguirlo, quindi con delle condizioni eccellenti per lavorare in continuità, che è sempre stato una difficoltà e un limite, quindi bene, mi sembra tutto molto bene. Dario Mirri non parla di mercato, ma il club si sta muovendo per rinforzare ulteriormente la rosa. Il DS Rinaudo aspetterebbe ormai solo il via libera per Gianluca Di Chiara e Rigoberto Rivas della Regina. Le trattative sono avviate da tempo e potrebbero essere definite nei prossimi giorni. Continua invece la sfida a 2 col Catanzaro per il
talentino del Sassuolo Luca D'Andrea. Tra qualche giorno si capirà meglio la situazione e chi ha una posizione di vantaggio. Intanto i rosa avrebbero sondato il terreno. D'Andrea non inciderebbe sugli slot, essendo un classe 2004. Non ci sono aggiornamenti, dunque il telegiornale finisce qui. A tutti voi grazie per averci seguito e buona serata.